Allora, lo SPI nella Casa Comune della CGIL può dare il contributo che già sta dando per aiutare gli anziani e anche i giovani che si recano giornalmente nelle nostre sedi, facendo sì che diamo un servizio a tutti e anche con la contrattazione sociale che già stiamo facendo in collaborazione con tutte le camere territoriali. Lo SPI sta facendo già molto per quello che riguarda il supporto alla CGIL. Credo che sia fondamentale continuare nel nostro lavoro di rappresentanti a dare delle risposte veloci alle richieste che ci vengono date nel quotidiano e credo che attraverso il nostro supporto con la CGIL riusciremo senz'altro ad ottenere dei buoni risultati. Come diceva ieri la nostra segretaria nazionale, la Susanna, di costruire un condominio comune nella CGIL dovrà sicuramente avere delle basi forti per tenere dentro tutti gli inquilini che continuano magari anche a urtarsi uno con l'altro. Ecco, noi per creare un fondamento forte perché questo condominio possa sostenere le difficoltà che il futuro ci si presenta, dovremmo come SPI avere anche un rapporto più vicino con tutte le categorie e con tutti i servizi che sono l'essenziale della nostra categoria, le categorie che seguono gli attivi, i servizi che seguono tutti i cittadini e lo SPI che raccoglie tutte le esperienze che sono passate nel mondo del lavoro. Allora, noi sul territorio ci siamo già, e cerchiamo di esserci. E cerchiamo di costruire questo condominio che la Camusso nella sua relazione l'ha detto più di una volta. Continueremo su questo passo e collaborare anche con le altre sigle sindacali per portare avanti un miglior servizio e che l'unità sindacale sia alla portata di tutti. Io penso che il contributo principale che come SPI possiamo dare per costruire questa casa comune in un momento così difficile in cui ci sembra chiaro che ci siano dei problemi nel farlo, sia quello di richiamare l'attenzione e dibattersi perché ci sia all'interno della CGIL un rispetto vero e serio delle regole democratiche e credo che per rispettare queste regole la cosa principale sia quella che essendoci in questo sindacato una grande maggioranza che ha condiviso un percorso congressuale, questo sindacato debba avere grande attenzione anche nei confronti delle posizioni di minoranza che hanno diritto di esserci dentro la CGIL. Dopo 40 anni di attività sindacale, prevalentemente impegnato nella vertenzialità collettiva nelle aziende di vari settori e comparti, ho iniziato un'attività nel sindacato dei pensionati, in particolare in una lega della città di Padova. Il passaggio è stato certamente molto importante perché si è passati dalla vertenzialità collettiva all'applicazione di leggi nel campo della previdenza, della sanità rispetto alle singole persone. Ora la domanda da parte dei cittadini, dei pensionati, dei lavoratori è molto ampia in vari campi e settori, per questo occorre che come pensionati, come CGIL abbiamo la capacità di dare risposte avendo dei punti di riferimento articolati nel territorio.